Buonasera a tutti ragazzi, stasera c'è un po' di vento, quindi ho terminato il video perché non c'era nessuno, quindi adesso perdo un po' di tempo guardando un po', diciamo, il mare. L'oggetto misterioso sta sempre lì, quindi secondo me deve essere qualche pianeta per forza, quindi secondo me un'astronave o un UFO non sarà, perché la traiettoria è sempre la stessa, quindi non credo che stufa ogni volta faccia lo stesso giro. Eccolo lì, quindi sta lì, quindi parte sempre dal centro e termina sempre lì, quindi mi sa che sarà un pianeta, non lo so. Stasera la visuale è abbastanza bene, quindi diciamo butta un po' di vento, però tutto sommato la giornata è stata calda, diciamo, anche se sì, ho fatto pure il video dove l'ho detto in realtà ho fatto un video dove ho detto che secondo me l'hanno fatto di proposito a mandare quello audio, diciamo, quel file audio a Morris che diceva che il nuovo ordine mondiale era terminato, che così così, quindi per farlo, diciamo, stare un po' zitto, quindi già ho fatto il video. Sì, è una bufala, sì, figurati se qualche angelo, qualche persona mandava un file audio a Morris Sun dicendo che la pace oramai ci sta, i demoni sono stati sconfitti, l'elite mondiale non esiste più e quindi può stare tranquillo che la pace e la gioia durerà per l'eternità. Quindi diciamo dai, un po' la vedo un po' troppo, sinceramente, è un po' esagerato il fatto, no? Guarda caso questo file audio, milioni di utenti su YouTube. Sì, ho fatto il video, Ungle, prima di questo, ho fatto proprio un video dedicato a Morris Sun, dice questo messaggio che ha ricevuto. Morris Sun doveva essere roba buona. La pace, i demoni sono stati sconfitti, vedete tutti gli UFO che stanno in cielo. Ma è una cosa ridicola, come era meglio se dicevano guardi state zitto, è meglio. Secondo me sarebbe stato più bello così. Quindi tanti milioni di youtubers nel mondo, questo angelo, questo messia, questo essere di luce, l'ha mandato a Morris Sano, guarda caso. Ah no, la potevo mandare a tante persone. Ha scelto lui perché lui è quello che sta combattendo contro questa elite mondiale, quindi perciò ha scelto lui. Proprio una cosa da bambini quasi. Quindi questo neanche alle elementari forse lo facevano. Ci credevano neanche i bambini, lo credono. Quindi diciamo che l'hanno fatto di proposito. E in effetti se l'hanno mandato da un'email falsa sull'email di Morris Sane, come lo fai a scoprire? Cioè ci vuole troppo, Ungle. Sì, vabbè, è normale. Comunque qualche cavolata tutti quanti la diciamo al finale, dai. Ma non è che diciamo cavolate, eh. In effetti noi sentiamo tutte queste notizie, poi facciamo un video, quindi pure il fatto quando anche io a volte ho fatto il pianeta Nibiru, perché ho letto tanti articoli su Nibiru e quindi pure io ho fatto il video di Nibiru. Quindi a volte, secondo me, pure io lo dico, ragazzi, io lo faccio il video, però non pensate che io la penso uguale. Faccio il video, vi do la notizia perché la sto sentendo sul web. Quindi diciamo che io do le notizie, però io non do, diciamo, sì, io dico sempre, guardate ragazzi, queste non è che sono io che lo dico, io ho controllato il web, ho trovato che tutti dicono che Nibiru si schianterà sulla Terra giorno tot. Allora io faccio il video, ma non perché io, Vecchione Giuseppe, dico, diciamo, che davvero Nibiru si schianterà sulla Terra, no?
Quindi io solamente do notizie che lui ovunque vede nero, anche se su certi argomenti ha ragione, su certi no, come tutti quanti noi. Quindi lui in effetti vede un po' nero ovunque, quindi ci sta complotto ovunque, quindi diciamo che è così. Stasera c'è un vento pazzesco. Stasera proprio il vento qua fa paura. Bah, stamattina si stava bene, oggi proprio apre le porte addirittura. Vabbè, Sergio faceva tragedie, avvocatella. Io pure ho visto alcuni video che erano come i miei, che mi hanno copiato un sacco di video prima che cancellavano degli altri video. Io scrivevo un video e lui ne faceva una tragedia. Una volta io ho detto che l'Italia si doveva dividere in due e lui ha fatto una tragedia. Cioè, ogni video che faceva io. Sì, avvocato, ma si è aperta la porta 2 o 3 volte, eppure diciamo nell'altra stanza in cucina è chiuso, eh. Ma butta proprio vento oggi, ma stasera anzi. Quindi Sergio ha questo vizio di fare tragedie su tragedie. Però poi questo Sergio, avete visto, lui usa la voce meccanica, non usa tipo la voce come me. E io uso scritte oppure la faccio io la voce mia. Lui invece mette un robot a parlare, vedete che a volte sbaglia pure, tipo il robottino. Quindi lui registra con una voce robotica. No, ma perché quello non se ne importa proprio, ha disattivato i commenti, capisci, avvocate? Quindi i commenti lui non li legge proprio, quindi non risponde a nessuno poi Sergio. Sergio, lui fa i video e basta, chi lo vuole vedere lo vede. E i commenti lui non li vede, quindi pure io posso disattivare i commenti e vede, diciamo, i miei iscritti guardano solo e non possono, diciamo, commentare, cioè è brutto così. Sì, perché al finale comunque è bello che, mamma mia, non è che uno può criticare un video, non è che deve offendere, eh. Se a te una cosa non ti piace, vabbè, dici Giuseppe, ma secondo me non è così, è corretto. Però offendere pure io li blocco, se quelli incominciano a dire figlio di... allora piglio e cancello. Però se mi fanno una critica normale, diciamo che queste cose vanno bene. Però molti usano bloccare proprio i commenti, cioè tu vai sul canale e non puoi commentare. Sì, sì, ma io questi qua li accetto, avvocate. In effetti se non offendono, cioè se non è che dicono figlio di sa tutte queste parolacce, allora io li elimino i messaggi. Però che ne so, se uno fa una battutina, Giuseppe, ma che hai fumato oggi? Se mai quando faccio i video di UFO e cose, allora io lo metto, ma figurati. Poi ci sta chi è convinto che la terra è piatta, pure quando arrivano, quando faccio i video della terra piatta e dico che non è vero, apri di cielo, tutti i terrapiattisti ce l'hanno con me. Quindi io dico datemi una prova che la terra è piatta. Voi sempre ogni volta diciamo vedete sta terra piatta, però fino a mo' nessuna prova, no? Perché all'orizzonte è così e così. Sì, ma ci vogliono i fatti, no? La teoria. Allora, mo avevano detto che partivano sulla nave, poi è capitato il virus, non sono partiti più. Dovevano fare il viaggio con la nave per vedere diciamo, se la Terra veramente fosse piatta, quindi loro si pensano che se partono da un punto, arrivato a un certo punto ci dovrebbe stare un blocco di ghiaccio che avvolge l'intera Terra, quindi diciamo che il contorno della Terra è tutto un ghiaccio dove ci stanno i militari, pensa un poco. Loro cosa credono? Mamma mia, che film di fantascienza, eh? Quindi si pensano è un altro youtuber, avvocate. Non fa commentare, cioè puoi vedere i suoi video e poi non puoi commentare, come Sergio. Sergio non ti fa commentare, cioè lui vuoi vedere il video, guardalo. Però se poi vuoi dire ma questo è una cavolata, questo non è vero, ma pure un commento buono. Sì, sì, e non ti fa commentare, cioè i commenti sono disabilitati. Cioè che sfizio c'è a non parlare con gli iscritti, capì? Guarda, Pompei, io credo di sì, in effetti non credo proprio.
come diciamo dicono in tanti gli alieni, i grigi, i gialli, i rossi, io credo che qualche cosa ci sia. Però non come dicono in tanti grigi, rossi, ragazzi. È vero che ultimamente pure io ho fatto dei video dove si vede, che ne so, delle persone cambiare l'occhio dell'iride, però ragazzi, con tutti sti effetti speciali che si stanno sui video oramai, è difficile capire se un video è reale oppure no. Ad esempio, se adesso passa un UFO davanti qua, no, il video adesso è in, come si dice, è in diretta, allora sarebbe proprio la prova, proprio tangibile che è vero. Però se io registro un video e poi lo metto, ma chi è? Dino Dinelli? Non lo so. Guarda, a me sinceramente ti dico la verità, io non volevo fare video con la mia voce, ungle, perché a me la mia voce non mi piace, ti dico la verità. Quando la sento quando la sento io a me non piace. Invece qualche altro, un'altra persona dice no, la voce è buona, ma secondo me è un problema. Sì, sì, ho fatto l'aggiornamento, Angela, solo che non stava nessuno, quindi ho terminato con l'aggiornamento. Ho visto che non stava nessuno in chat, ho terminato con tutto l'aggiornamento della giornata e poi ho chiuso subito. Quindi ho visto che nessuno ci stava, ho detto chi sta mangiando, ma chi? O forse non hanno tempo, quindi ho finito, diciamo, regione per regione e ho terminato. Quindi pure Cristina me l'aveva detto. Ciao Antorino, buonasera. Quindi diciamo che comunque oggi ci sono stati 369 casi in più. Quindi ieri erano 1077, oggi 1444. Quindi oggi sono stati in Lombardia già molti di più, 200 e passa ragazzi. Quindi già mi sto incominciando un po' a preoccupare che qua mi fanno fare l'ottantena stavolta. La quarantena sarà poco. In qualche regione qualche aumento di 20, 30, 10. Diciamo comunque in tutta Italia da ieri a oggi, nelle ultime 24 ore, in totale ci sono 369 in più. Quindi invece di scendere stiamo salendo un'altra volta. Ma sì, Pompei, tu calcola che lo spazio, diciamo, finale, diciamo, la vedo un po' dura. Quindi credo che sia così, eh. Voglio rispondere un attimo a Francesco perché sto in live. Ecco qua ragazzi, stavo dicendo a Francesco che stavo in live. In Piemonte leggermente un pochino alto, ma nulla di che, ma in Lombardia un po' di più, eh. Diciamo che sì, 369, la maggior parte era della Lombardia comunque. Quindi speriamo che non peggioriamo, perché le cose non vanno veramente... Ciao, grazie. Diciamo nel vero senso della parola, proprio facciamo come ho detto io l'ottantena. Oh, io pensavo che chissà dove stavi. No, ma figurati, grazie a te. In effetti speriamo che domani non ci sia qualche cosa di insolito. Che cos'è questo? No, è un gabbiano. Ho detto vorrei che è un UFO. No, è un gabbiano, no. Oramai qua vediamo UFO dappertutto qua. Sì, sì, e qua si vede la montagna, Salerno, la costiera. Cara cugina di 50 gradi. Allora, sto vedendo mo con quest'altro c'è il bollettino coronavirus. Vediamo, non mi ricordo perfettamente, così vi dico esatto proprio. Non voglio dire fesserie. Congiunto mio, ma siamo tutti parenti qua, ragazzi. Così possiamo andare in tutte le parti. Allora, ragazzi, in totale sono 1444.
Quindi, allora, vi dico subito, in Lombardia 764, ieri erano 500, quindi come potete vedere ben 264 in più rispetto a ieri. E non va bene, ragazzi. In Emilia Romagna 104, ieri 100, vabbè, qua ci sta 4 in più. In Piemonte 165, ieri 152, quindi un po' in più. Sono leggermente aumentati, ragazzi, in Lombardia, quindi questa è la storia. Quindi sono aumentati di 264 persone, però speriamo che al finale non si faccia davvero un casino. No, in Campania 14, Brochi, 14, sì, sono 14, ieri pare che era 25. Allora, Campania 14, ieri 20, poi fa vedere Friuli Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia, dove sta, se è scomparsa il Friuli dalla qui. Ah no, eccolo qua, più 9, ieri 9, quindi 9 e 9. Va bene qui, no? Qua a finale 14 persone in Campania, quindi poi in Molise, Basilicata 0 casi, Calabria 3 casi. A sud, diciamo da Roma a scendere giù, sono pochissimi davvero, quindi il problema mo resta se sopra incomincia ad aumentare, ci chiudono un'altra una volta. Diciamo che questa è la mia paura al finale, spero proprio di no, se no facciamo una brutta fine. A Torino comunque stanno stabili, come ieri, come oggi, più o meno 7-8 persone in più. Vabbè, quello arriva Don Vincenzo da... Don Vincenzo, subito Don Vincenzo mette il lanciafiamme e sistema la situazione. E stavolta mi fa l'ottantena a me. Sì, sì. Diciamo che ieri tutti quanti ballavano in Lombardia, stavano No, che è successo? Mo, grazie, un altro guaio, è successo la recessione, mo. Sì, il pupazzo è forte, eh. Quello che ha fatto quel pupazzo è la fine del mondo. Adesso quando si mette la cravatta, quando parli con Naomi Campbell, il pupazzo sta proprio da fuori. Però è sfizioso, dai. Ma sicuramente, spero che fa qualche video in serata, questo qua. Tu mi tubi là, il canale. No, Naomi in effetti su Twitter gli ha detto che è un bravo regione, capì? È un bravo presidente della regione Campania e quindi gli ha fatto i complimenti per il lavoro che sta svolgendo. Allora, giustamente adesso tutti quanti lo sfottano, nel senso lo deridono di sta cosa di Naomi Campbell con lui. Allora fa vedere il pupazzo che allora ci usciamo stasera, che cosa mi devo mettere, capì? Allora diciamo che lo prendono in giro un pochino. Allora fa vedere che chiama Naomi, il pupazzo, dice che cravatta mi metto, questa o questa? Dice ma dove stai? Capì? Fa vedere che chiama pure. Perché su Twitter è uscito un tweet di Naomi Campbell che si congratulava col presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Sì, ha visto Fratacchio, ha chiamato. L'ho visto il video, sì, sì, Fratacchio. De Luca è possente. E guarda è bello quando si bisticcia con Salvini, mi diverto di più quando bisticcia con Salvini. Sì, Angelo abita, mo ti dico io, giusto a 2 chilometri e mezzo da me, da qui.
sta vicino proprio Calata San Vito, sì. Salerno centro da qui è 4 km, quindi la metà, sì. Sarà 2 km dove abito io. E l'ha voluto in effetti grazie a sfottere, capì? Sì, sì, sta vicino, me ne accorgo, sai perché? Perché ogni volta che arrivo dove abita lui è pieno di carabinieri e polizia sotto casa. Quindi devo passare, per andare alla lungomare devo passare sotto casa sua. E puntualmente sotto casa sua ci stanno 3-4 macchine. Una nera che è quella sua che va camminando, quindi con la sirena sopra. Parcheggiate. Te l'ha detto Francesco, un bambaccione, sa? Per non dire bambaccione, ha detto fratacchione. Se no l'avrei, se dice un bambaccione l'avresti un po' offeso, diciamo così. Quindi l'ha pariato in quello regime. Sì, ma poi io conosco proprio il presidente della regione Campania, anche perché prima ancora che diventava presidente della regione Campania, lui veniva al bar da me. Te lo sta dicendo Francesco, fratello. Sì, bambaccione, però uno potrebbe dire fratello del, sa? Allora preferisce dire fratacchione, bambaccione per dire, per non dire una brutta parola, quindi si usa fare così per non dire è il fratello del, capite a me ragazzi, quindi penso che avete capito, quindi non c'è bisogno che lo dico. E quindi si usa dire bambaccione, fratacchione, onde evitare di essere volgare. Sì, quindi Vincenzo De Luca è venuto anche diciamo, a prendersi il caffè da me al bar che avevo qua diciamo, a Matierno. No, no, grazie, veniva sempre a bar da me per il fatto di le elezioni per il sindaco a Salerno, che poi è salita poi, quindi veniva perché io avevo 100 soci, quindi immagina 100 voti, quindi immagina un po', quindi veniva a fare, come si chiama, il comizio, come lo chiamate voi? Veniva a parlare, diciamo così, quindi io avevo 100 soci più altri 100, quindi in effetti avevo un totale di 200 tesserati Axi, perché io avevo il bar, però avevo il circolo, quindi avevo i soci, quindi ogni persona che entrava io facevo una scheda, diciamo così, e la pagavo io in effetti, non il cliente. Però poi facevo i prezzi da bar. Sì, sì, ma vedi come lo vediamo tra poco, non ti preoccupare. Mio fratello, ho fatto vedere le foto, mio fratello Camillo su Facebook che sta mio fratello Camillo De Luca e il nuovo sindaco di Baronissi che è Valiante, quindi mio fratello lo conosce bene 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 a lui e ai suoi figli, quindi lo conosce bene. Quindi è venuto un sacco di volte pure qui a Matierno da me al bar, quindi lo conosciamo da tanto tanto prima che diventava sindaco di Salerno. Pensate un po' quanti anni fa stiamo parlando, quindi lo conosciamo da molto molto tempo. Pensate che era un sindacalista inizialmente, poi mano a mano si è buttato nella politica e poi è diventato sindaco di Salerno, poi ha fatto cose bene per Salento e poi è andato alla regione, quindi diciamo che ha fatto tanto per Salerno a finale. Ora è presidente della regione Campania. Prima era il sindaco di Salerno invece, quando è venuto diciamo al bar da me, che si stava facendo le elezioni, quindi diciamo che un po' tutti gli abbiamo dato una mano. Sì, sì, è professore di filosofia, guardate, quello non è una persona incolta, quello è laureato ragazzi, quindi quello è laureato in filosofia, non è che è uno così così, comunque ha studiato al finale, quindi non è. Ci sono molti politici tipo Salvini che fanno ridere veramente
e vai a vedere che scuole hanno fatto, non lo sai nemmeno. Sì, sì, di filosofia, Angela, sì, è strano, ma è laureato in filosofia. Secondo me Salvini, secondo me avrà la terza media, sono convinto. Io mi ricordo ancora quando l'ho visto al un quiz televisivo, era ragazzo proprio Salvini. È andato a fare un quiz in TV, non mi pare con Mike, mi pare, una cosa così. Ok, il prezzo è giusto, una cosa così. Comunque è andato a fare. Sì, sì, è preparato, quello è laureato in filosofia, quindi come si dice, grazie, tiene la parlata bene, no? Parla bene, quindi usa i termini adatti, come si dice, sa il termine giusto. Un coso alla TV, una cosa ridicola. Ma guarda, allora, guardate, io ho visto Paolo Caiaz, no? Che mi piace moltissimo, come ho detto pure ieri, no? Ha detto che il ministro dell'economia, di economia, non capisce proprio nulla. Il ministro della sanità ha detto non ne parliamo proprio, quello non sa fare neanche una siringa. Ha detto l'ultima volta, meno male che non hanno fatto il ministro della sanità a Rosy Bindi, se no non si faceva neanche quello. Niente per me, niente per nessuno, diceva Rosy Bindi. Quindi meno male che ha detto che quello per la salute non hanno fatto a Rosy Bindi, perché se no Rosy Bindi ragionava niente per me, niente per nessuno. Quindi sì, sì, ma no, ma mo a parte gli scherzi, ragazzi, quello essere laureati in filosofia, ragazzi, non è tipo quando vai al liceo scientifico, tanto per dire, non è che ci vanno tutti. Quindi non è che tutti vanno a fare a laurearsi in filosofia, no? Perciò li mette a posto quando parla al finale, sempre trova il metodo. Sì, sì, sa le parole giuste, le cose, vedi come dice tante parole che a volte dice ma questo che ha detto? A volte ti viene il pensiero. L'ultima volta, come dice Francesco, l'impero sacro campano, addirittura. L'impero sacro campano resisterà a tutti gli attacchi del Presidente del Consiglio. Ma fa proprio certi discorsi proprio che lo guardi e dici ma questo non sta bene. Sì, sì, è perché è molto istruito, è questa la cosa, capì? Quindi che ragionamento fai? Fai con quello, trova subito la scappatoia per come deve offenderti, ma in maniera pulita, come dico io. Quindi ti offende, come ha fatto con Fazio, fratacchione, quindi mica gli poteva dire sei il fratello del. Quindi l'ha detto in un modo che può essere offensivo, però non lo è. Quindi lo puoi pensare, però non lo puoi dire. E questo è il problema. Con Salvini si bisticcia proprio. Con Salvini va direttamente al sodo, non se ne importa proprio. L'ultima volta ha detto che doveva andare a cogliere i pomodori. Pensa un po'. L'ultima volta ha detto: Ma che scuola ha sto Salvini? Ditemi voi. Ma non andava a fare i quiz in televisione, ha detto. Ma andasse a fare un'altra volta il grande, ha detto. Perché stavolta non va a fare il grande fratello, ha detto in un video. Pensa un po'. Sì, sì, a volte io vedo dei video, quelli là vecchi, 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 quando stava a Bossi. È proprio allucinante a vedere quei video, cioè tutti convinti, eh. E stava pure tutto Vittorio Feltri, Bossi, Salvini e tutti questi della Lega Nord, là. Sì, sì, ma guarda, grazie, io do la colpa a questi del sud che l'hanno votato. Io gli do la colpa a questi qua, ai nostri, diciamo, meridionali come me, come te, come gli altri. Cioè, dare un voto a uno così è pazzesco. Come io ho detto tanti anni fa, sì, ho detto, ma guarda, io vi ricordate quando stava Cicciolina che stava al Parlamento? E preferisco darlo a Cicciolino il voto, altro che a Salvini. Se proprio non so a chi darlo, lo dava a Cicciolino il voto. Ma per piacere, ancora che votano Salvini.
Ma non esiste proprio, ragazzi. Ah. E poi l'hanno votato meridionale pure. Poi ci lamentiamo. Non solo ci offendono, ci fanno una chiavica, poi li votiamo pure. E dai, ragazzi. Però lui si è giocato una carta, diciamo, che era sporca a finale. Sì, sì, allora lui ha vinto Angela per il fatto degli immigrati. Con la scusa degli immigrati lui ha avuto i voti perché mi ha detto: ma questo ci toglie gli immigrati, ci toglie gli immigrati. E allora la gente anche del sud l'ha votato perché tutti quanti si sono concentrati su questi immigrati, no? Invece di pensare al lavoro, alle famiglie italiane, questo qua Salvini, ragazzi, alla fine. Il discorso di Salvini è non fare entrare gli immigrati in Italia. Stop, basta, è finito Salvini. Non è che parla di altro, cioè di vedere come sistemare le persone, dare barca per non far arrivare gli immigrati. E buonanotte. Cioè quello ha fatto Salvini. Salvini si metteva sulle navi e questo non entra, questo non entra. Per lui la politica era solo gli immigrati e basta. Cioè, voglio dire io, non è che stanno solo gli immigrati qua, stanno tanti problemi delle famiglie italiane. E questo invece ha convinto le persone che risolveva questo problema. Le persone giustamente ha detto vabbè, questo mo risolve questo problema, poi aiuterà su altre cose. Allora, sa, li ha convinti un pochino. Ma come si dice qua, mi fai fesso una volta, non due volte. Quindi ma no, Franci, ma allora gli immigrati ci sono sempre stati e ci saranno sempre, quindi è inutile che facciamo la guerra agli immigrati. Sì, ci devono stare i controlli, ma lui era diventato una cosa pazzesca proprio. Cioè lui non faceva altro che pensare agli immigrati e stop, finiva lì. Ogni momento si metteva su un balcone, bloccava, che poi ragazzi, il problema più grave è stato fatto stesso da loro, è stato fatto da Salvini e da altri, tanto tempo fa. In effetti loro avevano firmato con la comunità europea che gli immigrati dovevano entrare nei porti di tutto il mondo, non solo d'Italia, e ogni immigrato gli pagavano un tot, quindi loro avevano firmato questo accordo. Quindi mo adesso volevano togliere questo accordo di mezzo perché erano troppi gli immigrati. Ma questo patto qui l'ha fatto Salvini e Company indietro di anni e anni fa. Quindi quando stava Berlusconi, quando stava Salvini, quando stavano diciamo quelli della sinistra, quando stava il signor Renzi, loro hanno firmato questo accordo con la comunità europea, quindi di aiutare gli immigrati che arrivavano in Italia e loro percepivano dalla comunità europea un tot di soldi ogni immigrato che entrava in Italia. Quindi, e voi l'avete fatto voi il guaio all'epoca. Poi adesso, giustamente, Conte e il Movimento 5 Stelle si sono ritrovati con questo problema, ma questo problema l'hanno creato loro. Sì, sì, Francesca, alla fine questo problema l'avevano creato loro anni indietro. Quindi sta legge qua era vecchia, non era nuova. Quindi poi Conte e il Movimento 5 Stelle si sono trovati e giustamente la comunità europea dice guardate ma tanti immigrati che sono entrati da voi, quindi diciamo che ogni immigrato che entrava ragazzi erano soldi, quindi diciamo che vogliamo dare la colpa a chi? No no, ma non scherziamo proprio ragazzi dai, che poi io ho sempre detto una cosa no? Allora, gli immigrati stanno ovunque, si deve fare una sola cosa: se si comportano bene, vanno bene che stanno in Italia, ma se si comportano male, devono essere stata la legge giusta. Quindi un immigrato che va a lavorare, che paga le tasse e tutto il resto, ben venga. Chi invece si mette a rubare, si mette a spacciare, si mette a fare altre cose, deve essere rimpatriato. Questa era la legge da fare. Quindi non lavori, non fai nulla, stai in mezzo alla strada a fare guai, vai a casa. Questa era la cosa, quindi non come hanno fatto loro che fermi i barconi, fai qua, no, falli arrivare.
Vedi la situazione come sta, vedi la banda marcia qual è, ripreso, non ci vuole nulla a vedere la banda marcia qual è. E subito risolve. Però purtroppo ragazzi è sempre un fatto di soldi, non ci stanno tanti. Purtroppo sì, sì Angelo, se lavorano, fanno e cose, però la maggior parte lo sai benissimo che stanno in mezzo alla strada dalla mattina alla sera. Quindi molti diciamo dovrebbero ritornare al loro paese, quindi questo è il problema. Però loro, questo Salvini, si era messo a fare, lavorava, sì, lavorava al porto alla fine. Ogni barca stava lui sopra, che poi non so quante denunce ha preso pure. Però Salvini alla fine è stato lì, che cosa ha fatto? Gli immigrati, solo questo ha risolto per un po', che poi non ha risolto neanche niente al finale. È stato denunciato da un sacco di, diciamo da quasi tutti. Sì, ma pure guarda, ma perché con De Mita non si stava bene, Francesco? Con De Mita, no, De Mita. Mangiavamo tutti ragazzi, con De Mita si stava da re, tutti quanti stavamo bene. Mi ricordo quelli erano proprio gli anni d'oro proprio nostri. Quindi stiamo parlando ragazzi 85, 86, 92 massimo, va. Poi è andato tutto male al finale. Quando stava Cirica, con Di Mita, Andreotti, questi qua. È vero, mangiavano ragazzi, non è che erano santi, no, partiamo da questo, che qua nessuno è santo, sì, democrazia cristiana, però si mangiavamo tutti quanti ragazzi. La DC, la famosa DC, d'accordo che ci stava sempre un casino dietro, ci stava sempre complotti, stava mafia, camorra, tutto quello che vogliamo dire noi, ci sta pure oggi, se per questo non è cambiato nulla. Però stavamo bene tutti ragazzi, quindi diciamo che erano tempi d'oro. Oggi invece comunque la delinquenza è aumentata. Noi stiamo peggio e non guadagniamo nulla, quindi era meglio quando era peggio. Sta arrivando l'ambulanza e dov'amo? Lo so carabiniere? No, ambulanza credo ragazzi. È un brutto segno, speriamo che non passa da qua. Ogni volta che sentiamo un'ambulanza pensiamo a Covid. No, sta sulla strada, quindi dall'altra parte. No, sta sull'altro lato della strada, quindi secondo me starà andando al paese sopra questo qua. Eccola qua. O sta scendendo, quindi però non vedo la luce blu. Mi pare che l'ho vista, aspetta. Secondo me sta scendendo. Sta il lato di sopra, sì. Sì, poi calcolo che qui si sente comunque vai e vieni. Se stai ancora più giù lo senti tutti i momenti che arrivano. Però sai, se la vedi di qua dici, tu incominci a pensare, oh, vedevo che sta qualche Covid in giro. Quindi ognuno si flasha poi. Adesso diciamo che quando senti l'ambulanza uno ha paura se si ferma sotto casa oppure nei dintorni di qua, dici che è successo, mo subito. Però è anche normale oramai. Mo con tutti quelli che sono sbarcati pure ultimamente, che sono scesi, è una festa. Sì, sì, grazie, è per quello che uno scende per vedere, sai, ti metti da lontano e vedi se questi si indossano la cosa bianca oppure no. Allora, se vedi che vanno sopra e stanno normalmente, allora dici, vabbè, non è niente. Però se li vedi con la cosa, fortunatamente, da quando è successo, non abbiamo avuto il piacere, e meno male, di vedere un'ambulanza scendere con queste tute bianche, quindi fortunatamente dove sto io non è capitato, quindi meno male. Quindi perciò quando vediamo un'ambulanza qua, subito si fa vedere se questi scendono normale oppure con un camice bianco, quello là brutto là.
Però fino a mo' è andata bene, dai. Qua non c'è stato nessun infetto nella zona dove, diciamo, abito io. A Salerno qualche uno al centro, ma lontano da qua. In tuta bianca. Sì, sì, mi sto preoccupando che sta troppa gente in giro, la verità. Troppa, 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 ragazzi. La gente ha preso la cosa un po' sotto gamba. Oh, Cristi, allora, come va con l'esorcista? Buonasera a tutti, inclusi gli alieni e gli UFO. Vabbè, noi siamo alieni, noi. Io ho su pure il sangue RH che vuoi, normale io. Quindi ho il sangue alieno, come dissero tutti quanti là. Sangue RH0 negativo e di origine aliena. Allora perciò sono strano. Avete visto ragazzi, a Milano già sono aumentati i casi, ragazzi. 264 persone in più rispetto a ieri. Ieri 500, oggi 764. Tantena non ce la resiste. Pure tu hai asciutto. Ah, Cristi, poi ti viene la febbre, ti metti paura e poi su WhatsApp mi mandi la foto del termometro. Marco, ma la vuoi riprendere tu a lei? Prima scende, poi mi manda la foto del termometro. Non mi far vedere 38 di febbre e poi senti. Poi comincia a fare 36,4, 36,3, 36,2. Sì, sì, io faccio sopra, faccio una piscina sopra casa. Brava, questi, eh. E dove sei andata per non sapere i fatti tuoi poi? Sei andata in giro? Poi se stasera incominci a vedere i termometri e vedere i mostri. 36,7, 36,8, senti. E poi scrive, ragazzi, piglia e muoio. Come fa Marco poi? Sulla chat come scrive, piglia e muoio poi. A fare passeggiate. Sì, sì, tu scherza tu a fare passeggiate, poi te ne rendi conto poi. Sì, sì, pure Marco, ogni tanto Marco si inceppa pure lui col termometro. Sono due termometristi a finale, ragazzi. Ognuno mi mandava il termometro suo. Marco 36,3, un altro 36,4. Dicevo Giuseppe, ma non è che c'ho. No, Francesco, senti qua, tutti quanti mi dicevano Francesco, Peppe, ma non è che io ho preso il Covid. Invece voglio, uno 36,3, un altro 36,4, ma che volete? Sì, sì, ho fatto dei termometri, siete tale e quale. Pensi, tu mi mandavi il termometro tuo e lui mi mandava il termometro suo. La fissazione, ragazzi, è una brutta bestia, come dico io. No, ma pure io, a volte pure io mi inceppo, eh. Non pensate che sia tanto normale, eh. Quando. Tu quanto tieni 35,5? Dove sta lei isolato sta fuori città, e meno male. Mi preoccupava che stava in città. Ragazzi, se scendo qua, a me è un casino proprio. Sul Covid, quindi chi muore col Covid viene pagato, come funziona? Mo? No, no, in effetti no, misuro la febbre perché ho paura, a volte quando ti senti un po' accaldato, no? Mi misuravo la febbre 36,3, 36,4, quindi dice, ma possibile? Quindi prendevo le fissazioni pure io al finale. Come fanno Marco e Cristina. La sera qualcuno, Giuseppe, non mi sento tanto bene, mi manda il termometro 36,3. Cristina, tu stai buono. Marco lo stesso. Peppi, c'ho un leggero mal di gola, mi fa male un po' la gola, secondo me, ma non è che avrò preso il virus.
Misurati la febbre 36,4. Vedi, stiamo proprio peggio. No, no, sempre 36, 36,4, 36,2. Francesco c'ha 35,4, sta più morto che vivo. No, Francesco c'aveva 35, Angela, non io. Francesco, tieni di poter me, Francesco. A me la misura la signorina del Conad, diventa la signorina, vai. Ah, perciò si abbassa la temperatura. Francesco, tu vedi la signorina, si abbassa la pressione e si abbassa la temperatura corporea, quello è allora. Fatti misurare la febbre del ragazzo. Senti a me. Tu vai da parte del ragazzo, non andare dalla ragazza. Vabbè. Oh no, Marco. Secondo me Francesco va dalla signorina, vede la signorina, si abbassa la pressione sanguigna. È brutta, e allora ti dovrebbe salire allora. E allora forse proprio perché è brutta si abbassa la temperatura, Francesco, proprio tipo quando vedi l'esorcista e ti senti quella cosa, sa, di svenire, quel senso di angoscia, questo è allora, cambia, fatti allora è normale, se è brutto. Allora ti viene quella paura, si abbassa la temperatura corporea quando ti metti la pistola. Ma che conati è questo? Wow, pure la mascherina sono brutto, mamma mia. Francesco, cambia il supermercato allora, cosa già dicevo, fra? Cambia supermercato, vai in qualche parte che stanno più signorine, ragazzi più normali, che ti devo dire? È tosta però, ah Francesco, tu devi fare capace, è tosta e brutta, come funziona? Non hai capito sta cosa? Capito Marco? È brutta però è tosta, poi non è brutta di faccia. Oramai o sto sclerando io oppure non capisco che volete dire, ragazzi, ci vuole il traduttore forse. Pure quando scrive Cristina e Veneto ci vuole il traduttore e mi manda proprio a quel paese. Lui è brutto. Lei è brutta, però tiene il fisico buono. Raggi, cagni in supermercato, va. No, guarda, io a Conato dove vado io, tutte le signorine. Grazie, Cristi, grazie. Ah, vedi, no, lei è tosta. Ma, Franci, ma per tosta tu che intendi? Fammi capire. Innanzi capito sta cosa. Ah, perciò Marco va sempre al supermercato. Allora, Cristina, mo' ho capito perché Marco sta sempre al supermercato. Mo sì. Marco, ma tu vai al supermercato, Marco? Lo so, grazie. Solo che noi non lo dice, lui dice solo è tosta, è tosta. Ah, lo, capì, ma commenti. Ho avuto mal di testa, un po' di caldo e pensavo di avere la febbre. Significa che più tardi tu misura la febbre allora. È bella e formata bene. Meno male, vedi? Ci voleva tanto, Francesco. E misurato proprio per capire che gli era. Vabbè, Francesco, allora siccome noi stiamo sulla terra a fare opera di bene, diciamo, è un sacrificio, ragazzi, bisogna aiutare il prossimo. Tu dai buon napoletano o cucina. Vedi che tre ti chiamo, Cristi, mi raccomando, termometro, letto, candele, esorcista, quindi preparati. Alle 2:59 messaggio, accendi la TV, accendi la candela. È come la filastrocca di Nightmare, Cristi.
Sì, sì, ma lo sai che quella arriva il messaggio. Com'era la filastrocca di Nightmare? 1 e 2, viene per te 4 e 5. Subito, Franci, pure la pressione. Meno male che ero brutti di faccia, Franci, eh? Come fa questi la filastrocca? Afferra crocifisso e difenditi. La filastrocca di Nightmare che adoro proprio, questa qua. Francesco si nasconde, no? Ad uno sta dall'altra parte, ragazzi. Sì, sì, questa è la filastrocca perché adoro proprio. L'ultima volta l'ho mandata a Vocatella, ti giuro, erano le 3 del mattino che ho mandato questa filastrocca qua. Quando la bambina, quando quello entra nella stanza e vede la bambina con la corda, attendi al lupo. Ah, dice a me, no. Stavo dando un consiglio a Francesco, ho detto così. Lui prima ha detto è brutta il termometro, poi ha detto è tosta, è un bel fisico. Allora ho detto fai una cosa, usa il cuscino. Si sta dichiarando. Ah, un po' alla volta. La più bella che ha fatto, diciamo, della serie di Freddy Krueger. Mi piaceva il finale proprio, pure a mamma ogni tanto glielo dico, afferra il crocifisso e difenditi. E mamma la senti che... Ah, non avevo capito. Ma no. No, a me a Conad qui ci sono 4 cassiere, ma al finale sono ragazze normali, quindi nulla di che, nulla di straordinario, normale. Normale, sta guardando una puntata turca in spagnolo, quindi sta nel suo habitat, diciamo, spagnolo. Sta guardando una serie TV spagnola, quindi capisco lo spagnolo, solo che mi scoccio di vedere tutte le puntate, poi le serie TV, mamma mia. Diciamo le telenovela, come le chiamate voi? Poi ho domandato quante puntate sono, 290, salute. Quindi è troppo per me. Oggi mi stavo vedendo un po' di serie TV di Supernatural, un po' di horror, sperando che le serie TV riprendano al più presto perché stanno bloccate pure loro. Devo vedere Lucifero, mi devo vedere The Strangers, mi sta un sacco di serie TV bloccate. Lucifer è bloccato, The Stranger è bloccato, Supernatural è bloccato. Un sacco di serie TV bloccate proprio che stanno ferme, quindi non stanno girando. Sì, l'ho visto tutta la quarta stagione, sto aspettando la quinta. Ma oggi mo esce, mo esce, mo esce, non mi esce. No, ma pure thriller, vampiri, queste cose qua, diciamo, non solo paura. Però poi anche comico, eh. Pensa mi vedo ancora i film di Bombolo, Thomas Miniam, queste cose qua, proprio, diciamo, Aldo e Giovanni Giacomo, Paolo Caiazzo, queste cose qua. Muovere. Perché ti pensi che sono cambiato? Sono cambiato, no? Mi pare di essere sempre uguale, ragazzi. Un po' più ciatto. Quindi diciamo di no, ragazzi. Più o meno. Siamo in stanzetta. Però stiamo sempre uguali, ragazzi. Sì, sì, sono un po' dimagrito, Franci. Io mi vedo sempre più piatto. Non lo so.
No, dimagrita, no, sono sempre uguale. Stasera ho mangiato zucchine e carne macinata a bagnomaria, mamma mia bella. Non si può fare, non si può fare, Francesco. Poi parlo di mangiare pure io. La bocca al cuoricino. Non incominciamo, Cristina, nessuna bocca al cuoricino, eh. Allora, la bocca al cuoricino. No, diciamo che non ce l'ho la bocca al cuoricino, ragazzi, mi dispiace. Al massimo ci sto il pizzetto. Madonna, voi e il cuoricino, vedete come mi prendete in giro? Voi e il cuoricino. Mamma mia. Assassino, bravo, eh. Faccia solo guai, eh. Mamma mia, bello. No, è più bello quando faccio il demone, ah, però quando faccio la parte del demone è bello quel video, ah, questi. Il demone che ho fatto l'ultima volta il video, bello proprio. Che era tipo Castiel, tipo Lucifero, quindi stava bello proprio. Fai la faccia del cercatore UFO. È una parola, Marca, la faccia è sempre la stessa a me. Ah no, com'è? Come ti devo dire? Mi mancano le parole. La mia ammiratrice, che sarebbe anche la mia stalker in effetti, quindi la mia ammiratrice che mi stalkerizza. Sì, la mia ammiratrice, diciamo così, ma diciamo che i ragazzi da me la chiamano Cicciu Salumiere perché l'ultima volta usciva con tutti sti account macellaio, macellaio, macellaio e noi abbiamo detto ma perché non Cicciu Salumiere, è rimasto il nome oramai. Quindi ogni volta che entra diciamo Cicciu Salumiere è arrivato. Rubacuori? Sì, sì. Guarda, Franci, allora te l'ho detto, no, è vero, io te l'ho detto sempre, su YouTube ti giuro, io ma non mi vanto di nulla. Ci sono state persone che mi hanno detto Giuseppe ci possiamo vedere, Giuseppe così, Giuseppe. Io ho detto no ragazzi sono sposato. È terminata lì la storia, non mi hanno dato più fastidio. Ma questa qua ragazzi proprio non ne ha voluto proprio sapere. Questa proprio è andata 2 anni, ragazzi, è il record. Io quest'anno faccio le candeline. Quest'anno ti fa la torta, ragazzi. Quindi siete tutti invitati. Facciamo un barbecue sotto casa, tanto ci sta lo spazio e festeggiamo. Facciamo una mega grigliata. E ci sono ancora, te lo dico io. E vabbè, Franci, madonna mia, come siamo noi quando andiamo a qualche parte e vediamo qualcuno e dice, vedi a quello come hai fatto tu mo adesso, no? Vedi quello, è tosto, e beh, capita all'incontrario, dice quello mi piace, non è che poi sicuro che viene che è asciutto, mamma mia. Questo secondo me stanotte butterò un sacco di vento proprio, ah. Sì, faccio il compleanno. Alfonso non ci sta, oh. Alfonso si è mangiato il cane, sono convinto. Sì, sì, ragazzi, dobbiamo scendere a Porta Susa, quindi non possiamo sbagliare. Corso Francia, quindi io e Marco poi siamo esperti di Corso Francia, quindi arriviamo subito. Poi dove ci sta il fumo, là è la casa di Alfonso, ragazzi. Quindi Corso Francia è un rettilineo, non possiamo sbagliare assolutamente. Quindi il fumo che vedremo su questo lungo rettilineo, là sta Alfonso. Sì, perché Corso Francia in effetti è un grandissimo. Non possiamo sbagliare. Scendiamo a Porta Susa, prendiamo il taxi e arriviamo a Corso Francia. È vicino, quindi poi da lì vediamo una fumara e diciamo là sta Alfonso. Diciamo Alfonso, noi stiamo arrivando, tu accendi il barbecue, noi vediamo il fumo e capiamo dove stai. Così non ci deve dare neanche l'indirizzo, basta il fumo.
Ma sa che Afonso o sta mangiando o sta camminando ancora. Sta pettorino che sta vagando. Se pezzo un cane lo sta cercando, dici tu. Di solito a quest'ora già Afonso stava in giro, né prima né adesso ci sta, quindi diciamo che secondo me Avvocatella consuma il cellulare ogni sera. Avvocatella lo consuma il cellulare, Avvocatella. Lo porta a zero tutte le sere. Però stasera, vabbè, non credo che domani piove. Il cielo, sì, un po' strano, però. Mo stasera provo a fare un'altra volta la diretta, vediamo se cade la linea un'altra volta. Domani la team mi deve sentire proprio, domani mi devono sentire a prima mattina. Mi devono spiegare perché cade la linea ogni momento. Con 100 mega fibra ottica cade la linea. Bah, che devo mettere? Il satellitare per non far cadere la linea. Pure questa è una delle migliori. Ah, Angela, non ce l'ho, ti dico la verità, no. Io l'ho cercato un sacco di volte, non me l'ha mai presa volta, quindi non me la ricordo vagamente, quindi non ce l'ho. Sì, ma sicuramente perché siamo troppi di noi connessi, quindi è questo il problema. No, ragazzi, la foto non è perché non la voglio far vedere, non ce l'ho proprio. L'ho cercata un sacco di volte, ma non me l'ha mandata mai. Però non l'avrei fatta vedere, la verità, eh. Ma no per qualche cosa, se no dopo va a finire che denuncia lei me. Quindi io quando faccio Francesco, quando fa la foto del gatto, me lo dice, beh, la vuoi far vedere? Io lo faccio vedere, quindi cerco sempre il permesso, quindi non mi permetto mai di miss. Quindi in effetti se mi direbbe la puoi far vedere, allora io lo faccio vedere. Ma se mi direbbe di no, non la faccio vedere perché giustamente infrangi il copyright, quindi Iodina l'esorcista. Pure il gatto c'hanno l'esorcista loro, i fidanzati. A parte Cristina, pure la gatta è esorcista. Tutta nera, poi tipico delle streghe, la gatta nera. C'è proprio una strega, Cristiano, come avvocatello. Pure la gatta è gotica. Invece il gatto di Francesco è un bel gatto, tutto bello colorato, bello simpatico. Sta sempre bello sdraiato, bello senza pensieri proprio. Proprio dice, ah, è passato pure oggi e dimane si mangia. Sì, sì, ma si vedeva. Questi. Il gatto nero. Sì, sì, tra tre lui poi, uno peggio dell'altro, quindi. Ma diciamo un giorno che vi sposerete e farete dei figli, che farete? I vampiri? I lupi mannari? Quando vi sposerete che fate? I lupi mannari, ragazzi, che farete? Vampiri, draghi, che succede? Maghi? Angeli e demoni? Se sono gemelli fai angelo e demone. Ogni tanto che passa un gabbiano prende flash, io dico fa che è un UFO, invece no, è un gabbiano. Qua vicino al mare passano un sacco di gabbiani e io li prendo per UFO. Ah, solo demoni, quindi con solo demoni vuoi fare. Quindi già mi immagino il nome. Asmodeo, Lucifero. Già immagino i nomi. Vieni qua, Asmodeo. Vieni, oh. Lucy, vieni qua, mamma. Ti immagina? Questi, ah. Lucy, vieni qua, mamma. So che sono capace, eh. Sì, grazie, grazie.
Questo è capace che, oh, Francesco, uno ha Asmodeo, se esce donna, Lilith, oh, se esce donna, Lilith, la prima donna che il Signore ha creato, che poi è diventata la moglie di Asmodeo. Quindi la leggenda, perlomeno non nella religione cattolica, nell'ebraica, dice così, che la prima donna non fu Eva, ma bensì Lilith. E siccome non voleva stare al comando di Adamo, si ribellò, Dio la cacciò fuori e creò Eva. E Lilith incontrò Asmodeo e da lì sono nati i demoni, così dicono la versione ebraica. Asmon lo chiamo, sembra qualcosa di diabolico a finale. Buono. Lucy, ti immagino che lo chiamo Lucy. Wow, Lucy, vieni qua. No, pure invece un abbreviativo fai. Sulla carta di vendita scrive Lucifero, poi quando lo devi chiamare fai Lucy e fai prima. Subito fai Lucy. Eh sì, un abbreviativo, no, perché Lucifero è troppo lungo, quindi Lucy. Sì, Magnus, pure tu te l'hai vista la serie TV allora, eh? Magnus lo stregone. Sì, pure io ho visto quella serie TV interamente, sto aspettando che esce l'altra parte, quindi l'ho vista pure io questa serie. Magnus, lo stregone nero, che è innamorato poi del ragazzo, quindi è gay. L'ho visto anche io questa serie TV. Ah, non la vedi tu, la vede tua figlia? Sì, sì. Eh no, io stavo dicendo che la vedo pure io. Magnus, sì, lo stregone, sì. Ma dicono che ci sta la continuazione, Francesco, la verità. Dicono che deve uscire, ma perché è capitato per il fatto che ci sta questo... Oh, la signora è arrivata. Guarda, sinceramente non posso perché il cellulare che uso è quello lì e diciamo che io sto registrando. Quindi anche volendo non potrei. Questo qua è il cellulare che io registro dove sta il numero. Come puoi vedere la polizia passa, no, guardia di finanza, ragazzi, poco fa, eccola qua. Quindi ancora che girano a controllare se la gente sta in mezzo alla strada. Come faccio a fare la videochiamata se... Come faccio a farla? Dimmi. Se il cellulare è questo qua che io sto facendo la diretta. O no? Il cellulare è questo qua, non posso farla... Come faccio la diretta con questo? Allora, possiamo fare, aspetta, un'altra maniera. Che potrei fare? Che potrei fare? Allora, aspetta, no, sto pensando. Allora, facciamo una cosa. Io stacco questo cellulare qua. Allora, facciamo una cosa. Io stacco questo cellulare qui. Faccio la diretta domani. Vabbè, domani. Allora, io stacco, faccio la diretta con l'altro cellulare. E con questo qua poi puoi parlare con tutti quanti. Vabbè, vabbè, va domani. A che ora? 21 va bene? Alle 21. Ok. Allora facciamo domani alle 21. Io faccio la diretta con l'altro cellulare così
con questo posso fare la videochiamata. Alle 21 va bene. No, 21 va benissimo. Quindi 21 facciamo la diretta, quindi la faccio con quest'altro cellulare, vedi, ce l'ho in mano adesso. Quindi con questo faccio, diciamo, la diretta e con quest'altro la videochiamata. Perché questo qua ce l'ho, diciamo, questo qui che sto facendo la diretta si vede molto meglio, come puoi vedere. E quindi mi dispiaceva farlo con questo qua e ho fatto con questo qua più buono. Però se posso fare, facciamo così. Così si vede pure meglio in effetti con questo qui che sto facendo la diretta mo. Perché se vedete i colori si vedono perfettamente. Sì, 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 figurati, io guarda, io sinceramente io ho detto tutte le cose che mi ha detto, perciò io ho detto così. Se non avessi scritto tutte quelle cose io non avrei detto quello, no? È facile il fatto, no? Se non avessi fatto tutte quelle offese io non avrei mai detto una cosa così, non mi permetto, le persone sul canale mi conoscono bene. Se poi tu hai sclerato, ma io non ci posso fare niente, non è che se uno mi offende poi non è che io mi sto zitto. Facci caso, è possibile che su 80.000 persone, solo con te è così. Quindi non è che io so il problema in effetti, perché vedi, io scherzo e rido con tutti al finale. Quindi non credo di essere io il cattivo alla fine. Parlo, rido e scherzo con tutti, quindi si parla di 80.000 persone, non di uno. E sono tutti amici al finale. Qualche volta hai detto, come hai detto, solo con me fai così. Ma tu solo con tutte quelle minacce che mi hai fatto, non ti aspettavi che ti facevo l'applauso. Però domani vuoi parlare con i ragazzi pure, fallo così, vediamo che cosa dici, come parli. Ci sono modi e modi, no? L'ho sempre detto sul canale, no? Come quante volte ho detto io, non offendete, non dite brutte parole, non dite cose perché blocco il messaggio. È chiaro. Quante volte arriva qualcuno, ma ultimamente Diego è entrato un sacco di volte col tuo nome e domanda ai ragazzi qua, io ho difeso il tuo, ho detto non è la signora, ho detto. Quindi io tante volte, ma ultimamente qualcuno è entrato col tuo nome falso e io ho detto non è lei. E i ragazzi stanno testimoniando, lo voglio dire così. Al finale basta che senti il video prima, quante sono entrate con account falsi, io ho detto non è lei. Quindi potevo dire è lei, no? Ma non l'ho fatto. Pure Francesco, pure Cristina, tutti hanno detto la stessa cosa. Tu ti ricordi l'ultima volta? Tu avevi un account che io ti dissi che era falso, no? Sì, tu quando avevi un nickname hai scritto con tutti, hai parlato con tutti, ti ricordi? Che poi l'ho bloccato. Poi ti ho bloccato quando hai preso l'insistenza quel giorno che stavo sul divano, fatti vedere, fatti vedere, fatti vedere e ti ho bloccato. Ma io sapevo che eri tu e non ti ho bloccato perché non davi fastidio, giocavi con tutti, parlavi con tutti, stavi tranquillo, quindi io sapevo che eri tu, ma non l'ho fatto. Poi quando hai incominciato a sclerare io l'ho fatto. Quindi ammetti pure questo. Io non voglio bloccare nessuno, però basta che uno sta sul canale, si diverte, parla, scherza, io dico così, io dico così, io non blocco nessuno. Sì, sì, ma pure ultimamente non mi ricordo quale io ho bloccato, che ho detto che ti sei comportata bene, solo all'ultimo hai incominciato a dire fatti vedere in senso della mia, che volevi vedermi la mia faccia e io che ha insistito ma 50 volte secondo me verso le 3 del pomeriggio, più mi pare che era così. E io ho detto guarda, ma io devo aprire la finestra perché l'ho chiusa per bene. Però
domani sera vuoi parlare con tutti, quindi ti do l'opportunità, parli con tutti, fai la videochiamata, parli con me, parli con loro e ragioniamo. Quindi domani sera alle 21 va bene. Poi alle 21:30 faccio di solito quello lì dell'aggiornamento Covid, quindi alle 21 va benissimo. Quindi puoi parlare con tutti. Sì, sì, vabbè, però aspetta un attimo, tu hai attaccato pure un sacco di persone, sei andato sui loro canali, sotto i loro canali, dai, in effetti anche tu comunque li hai martellati bene bene. Sì, nel 2018, sì, sì, li hai martellati bene bene, quindi non si sono dimenticate le persone, quindi regolati pure, quindi in effetti nel 2018 hai fatto proprio un casino esagerato con queste persone, sei andato sotto i canali e hai offeso a tutti quanti, a Grazia, a uno, tutti. Ma allora, no, no, non mi dire questo qua perché allora il discorso è un altro. Allora, ti ricordi, tutte le ragazze volevano stare con me. Tutti gli uomini volevano stare con me. Dai, e non esageriamo a finale. Per tu vedevi tutto nero. Allora, 100 ragazze volevano Giuseppe, 100 uomini volevano me. È vero che qualcuno, te l'ho detto stesso io, ci avevo provato e buonanotte, però dire tutte e 100, tutte e 80.000 e mi pare un po' eccessivo. Quindi no, tu invece hai fatto, hai fatto a tutti. Ad esempio, ti faccio l'esempio di Elena, no? Una signora grande di età, ma come vai a pensare che una cosa così? E io ho 44 anni, la signora ce n'ha 65 e dai, e non esiste. Mi viene a dire di signore che mi seguono che hanno 65-70 anni. Sì, ma quello non sanno usare nemmeno il cellulare. Sono a malapena il cellulare la maggior parte, quindi calcolo che molte di loro mi domandavano come bloccarti. Tanto per dirti, no? Quindi non hanno un uso del cellulare bene bene bene. Vabbè, comunque facciamo domani sera alle 21. E vabbè, di certo non erano normali, ah. Vai a vedere il 2018 e poi vedi. No, no, ragazzi, rimanete in linea anche perché non stiamo parlando normalmente proprio. Quindi non c'è nulla da nascondere, nulla da dire. Stiamo solo parlando così normalmente. Quindi voglio dire, a finale è casino. Tu hai offeso loro hanno offeso te, quindi come vedi, però in effetti hai iniziato prima tu. Quindi prima che ti offendevano è perché tu l'avevi fatto prima tu. E vabbè, poi non mi ricordo, qua stiamo parlando di 2 anni fa, a momenti. Comunque, diciamo, ho visto dei commenti tuoi a certe persone che erano proprio pesanti, pesanti. Vedi, non erano proprio parole sante. No, no, ma figuratevi ragazzi. Vabbè ragazzi, io vi auguro buona serata, quindi facciamo alle 21 domani sera. Quindi state tutti quanti pure voi così vedete come ragiona, ma io l'ho detto che ragiona bene, eh. Quindi io non ho mai detto il contrario, fino a prova contraria. Quindi chi ha seguito le live in queste serie, ho sempre detto che parla bene l'italiano, ragiona bene, però quando va a tre, va a tre. Vabbè, domani sera si parla e si chiarisce, ma io comunque l'ho detto pure ai ragazzi, l'ho detto pure a Francesco, te lo può dire, ho detto guarda, da come parla ha detto addirittura non mi sembra del sud, sinceramente. Quindi io non ho offeso. Pure Francesco, ad esempio, ha detto che sei una persona colta
ha sentito la registrazione e dice che tu parli bene l'italiano. D'accordo? Ma tu ti rendi conto di tutti i messaggi di morte che hai mandato? Diciamo che è moneta a quintali, quindi proprio a quintali e quintali. Non è che io mi sono alzato un bel giorno e dico vabbè vado. E poi l'ho fatto dopo tanto tempo, non che oggi mi hai minacciato e poi domani sono andata, no. Dopo 5-6 mesi. E inizialmente mi pensavo uno che giocava. Poi ho detto no, non è uno che gioca. Sì, sì, ho capito, sono solo parole, dai. Però pensa all'inizio, io 5-6 mesi pensavo ero un ragazzino. No, stanno in chat, sono 6, Marco è scomparso, forse sta guardando l'UFO. Però, vabbè, domani comunque parliamo e discutiamo al finale, quindi domani sera faccio vedere che io l'ho detto già che tu parli bene, quindi non è che glielo devo dire, quindi vedranno con i loro occhi, quindi io non ho nulla da nascondere, l'ho detto sempre, figurati. Sì, d'accordo che le parole non sono, però giustamente sentire da una donna, una ragazza, come vogliamo dirti, delle brutte parole così è assurdo. Cioè, una che parla così per me è volgare. Io quante volte scrivo con Cristina, ti immagina se Cristina mi scrive, oppure Avvocatella, oppure Grazia, oppure qualcun altro che io scrivo, mi scrive una cosa così, dico mamma mia. Quindi è questo pure la cosa. Poi quando vuoi parli bene, quindi in effetti allora dici, boh, che è una doppia personalità. Vabbè, comunque facciamo domani alle 21, facciamo sta diretta. Vedere da cosa poi. A finale penso di sì, ti ho detto di sì, oggi sì, penso di sì. Quindi non ho nulla da nascondere, mi sono fatto vedere tante volte in foto, in video, quindi mi conoscono tutti. L'ho fatto poco fa, quindi non è che io mi nascondo da nulla. Vabbè ragazzi, dai, io vi saluto ragazzi, ci vediamo domani. Come vedete io non mi nascondo da nulla e da nessuno, quindi ci vediamo domani sera alle 21, vabbè, per questa diretta qua. Poi comunque domani in tutta la giornata farò altri video, quindi ci vediamo alle 21 domani sera. Ciao a tutti ragazzi, un saluto. No, 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 già l'ho fatto prima, guarda, non ho fatto nulla apposta. In effetti già prima ho fatto così, quindi nulla. Vabbè ragazzi, io vi saluto e ci vediamo domani.